specchio d'acqua salmastra di oltre 2200 ettari circonda la cittadina di Cabras. Oltre il profilo delle case e della grande chiesa di Cabras si distende la penisola del Sinis, una sintesi di acqua e terra protesa nel mare. L'area marina protetta include anche l'isola di Mal di Ventre. Il nome di questo isolotto, di neppure 4 km², deriva da Malu Entu, ovvero vento cattivo, perché il maestrale e le brezze costiere rendono il clima particolarmente variabile. L'isola è ricca di massicci quarziferi, che per effetto dell'erosione millenaria hanno formato le spiagge bianche lungo la penisola del Sinis. Poi, quasi all'improvviso, la costa torna a dominare il mare con un complesso calcareo lungo oltre 2 chilometri e alto 30 metri. Sono le falesie di Sutingioso e poco più a nord le scogliere rossastre del Capo Magno. Questa terrazza naturale battuta dalle onde mantiene viva quella sensazione di lontananza dal resto del mondo che talvolta si disvela agli occhi dei viaggiatori alla scoperta della Sardegna.